Nicola Spoloro, segretario regionale di Orsa Ferrovie Veneto. Qual è lo stato della sicurezza del sistema ferroviario veneto? Noi abbiamo un ottimo sistema, anzi eccellente sistema di sicurezza ferroviaria in Veneto, sia per quanto riguarda le linee che sono gestite da RFI come per tutta Italia. Noi abbiamo il sistema più avanzato di controllo della circolazione dei treni che si interfaccia anche proprio con i materiali ferroviari. Quindi oltre che a controllare la gestione dei treni da parte di RFI, che è il regolatore dell'infrastruttura, cioè quello che regola i segnali e la circolazione dei treni, c'è anche un'interfaccia su tutti i treni che in caso di errore del macchinista blocca il treno e praticamente non è mai possibile che ci sia un incidente ferroviario. Ecco, si è parlato di queste società concessionarie e del pericolo dei binari unici. Qui da noi casi del genere ci sono? Noi abbiamo un'unica società regionale, oltretutto, che gestisce la linea che va da Venezia, cioè da Mestre a Piove di Sacco e poi a Adria, che è una cosiddetta società concessa. E anche qui da 3 anni a sta parte l'unico tratto di linea che non era ancora diciamo tecnologicamente e quindi evolutamente sicuro, che era il tratto che va da Mestre a Piove di Sacco, è stato aggiornato con un sistema conta-assi, che è uno dei sistemi che viene adottato anche da RFI ed è sicuramente un'ottima garanzia di sicurezza per la circolazione. Quindi quello che è successo a Bari sostanzialmente non potrebbe accadere qui? Quello che è successo a Bari non può accadere qui. Il sistema di circolazione che c'è a Bari, cioè sì, in Puglia, è un sistema di circolazione che avevamo noi una trentina di anni fa, che oggi utilizziamo come nei servizi di RFI e di Treni Trenitalia solo ed esclusivamente in caso di guasti e impossibilità di ripristinare subito la circolazione per portare fuori il treno dal tratto di guasto. Quindi è una situazione che viene utilizzata in estremo degrado e solo per portare fuori il treno dal luogo del guasto. In ogni caso adesso l'inchiesta chiarirà quello che è successo appunto a Bari, sicuramente voi che avete una grande esperienza, una fatalità incredibile. Purtroppo è un problema molto grosso che poi ricade quasi sempre sulle responsabilità dei lavoratori, perché quando c'è un sistema tecnologico che è arcaico, ovviamente i lavoratori intervengono in prima persona e quando un lavoratore fa uno sbaglio, lo sbaglio non può che essere uno sbaglio che diventa poi drammatico. Quali sono i problemi principali che vivete invece voi sulla linea ferroviaria del Veneto? Guardi, noi come Trenitalia siamo preparati per fare uno sciopero il giorno 26. Noi abbiamo, per quanto riguarda il personale degli equipaggi, dei turni di lavoro che sono gestiti da un computer, da un programma computerizzato che crea dei problemi infiniti. Cioè, uno si ritrova a fare una ventina di mattine consecutive intervallate solo dai riposi che poi a volte sono magari solo semplici, oppure le famose ribattute che sono servizi dove uno va a fare magari una dormita fuori e lo stesso giorno riprende per fare la notte. Noi ci stiamo battendo per questo, ci stiamo battendo perché mancano ancora risorse, nonostante siano stati assunti una 60ina di capotreni per quanto riguarda il personale di macchina, per quanto riguarda il personale delle officine, per quanto riguarda il personale della vendita, siamo in forte carenza. In più, per quanto riguarda la manutenzione, abbiamo anche il problema delle esternalizzazioni delle manutenzioni, che di fatto portano via lavoro. Noi abbiamo bisogno comunque di cercare e di sviluppare in Veneto, per quanto possibile, il trasporto ferroviario. Un altro problema che abbiamo affrontato tempo fa anche sui giornali in maniera piuttosto determinante riguarda gli accessi al porto di Venezia. Noi abbiamo un porto che è il primo porto per trasporto di container in Adriatico. È un porto che ha da poco approvato un progetto del porto offshore e dovrebbe svilupparsi in modo esponenziale. Purtroppo gli accessi al porto avvengono ancora attraverso un unico binario e bisogna attraversare più linee ferroviarie.
Quindi noi spingiamo per cercare di modificare le infrastrutture e perché anche Porto Marghera, che è un'ex area grandissima e in parte già strutturata, possa diventare una piattaforma logistica per il Veneto.